Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E tra le emergenze di questi giorni anche quella relativa agli incendi, paura a San Gineto e Castrolibero nel Cosentino proprio per alcuni incendi che hanno lambito anche le abitazioni. I vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, ingenti danni. I sindaci e i nostri microfoni dicono i roghi sono di origine dolosa. Il crepitio delle fiamme che distruggono alberi, colture, si avvicinano rovinosamente alle case, il fumo che rende l'aria irrespirabile, le temperature insopportabili. Il fuoco ieri ha fatto davvero paura nel Cosentino. Cominciamo da San Gineto, dove si fa la conta dei danni e nel bilancio ci sono anche 2 feriti. Purtroppo l'incendio è divampato in più punti del nostro territorio e quindi questa è stata, la difficoltà maggiore per i vigili del fuoco che sono intervenuti. Purtroppo ci sono stati dei danni alle piantagioni, all'agricoltura e alcune persone si sono sentiti male, malori per intossicazione e quindi però tutto è rientrato nella normalità per fortuna. Adesso purtroppo però si fa la conta dei danni. Le cause sono in corso di accertamento, purtroppo l'intera provincia è stata colpita in questi ultimi giorni da vari incendi, quindi si presume un'origine dolosa e non colposa, purtroppo, ahimè. Ci sono anche delle case danneggiate? Per fortuna piccole situazioni risolvibili, non grossi danni alle abitazioni, per fortuna. Una notte insonne a Castrolibero, nell'area urbana cosentina, per i roghi che hanno avvolto la collina minacciando il centro storico. Anche qui sono state necessarie ore e ore di lavoro dei vigili del fuoco per raddomare l'incendio. Tanta paura. Verso le 21:30, 22 si è propagato un incendio che ha interessato il versante del centro storico che guarda verso le serre cosentine e stiamo ancora al censimento dei danni perché meno male non ci sono stati feriti, non è arrivato alle case, però è quasi arrivato a lambire le abitazioni e le persone si sono riversate in un punto di raccolta insieme alla protezione civile locale, quindi con l'attivazione della COC, il centro operativo comunale, e poi in sinergia con i vigili del fuoco. E credo che sia stato innescato da un evento doloso che poi però con il caldo eccessivo, con il vento si è propagato e ha assunto queste dimensioni. Questo non deve accadere. Un inferno di fuoco che ieri ha interessato anche il Vibonese, in particolare Tropea, una Calabria che cambia colore, passa dal verde al nero, incendi per lo più dolosi, una terra in cui la prevenzione è ancora poca e che si ritrova ogni anno a fronteggiare emergenze.